fino agli anni 60 hanno cantato questi brani sacri e profani. E un applauso a Pietro Sasso. Noi cantori a concorio di Sassari ci basiamo su questo aspetto di ricerca legato alla vocalità che Pietro Sasso ci ha lasciato. Abbiamo anche altre selezioni di altri brani. Ora abbiamo fatto un canto profano, abbiamo iniziato con l'ultima strofa dei Messini con l'aggancio a Santa Marzia e alla Tellina, in chiusura quindi di questo aspetto di festa, proprio perché è la festa della musica. Poi abbiamo fatto un baiano, versione che diciamo così in sassarese di Subertuno, però mantiene delle particolarità legate soprattutto alla sua della contra, che non so se avete capito alcuni passaggi, con questa contra che ha una sorta di forzatura. E noi abbiamo la fortuna, solitano prima, se la contra, di avere questa contra, per così dire, naturale. E quindi il passaggio e la costruzione delle voci attraverso un laboratorio di canto, musicalità che abbiamo svolto all'ITM Giovani con l'insieme vocale e radiofonia, ci ha permesso di lavorare su che cosa esattamente bisogna fare per ricantare questi brani. Basta avere 4 persone che sappiano scambiare 4 voci? Assolutamente no. Il canto a concordo mi è sempre stato detto, così come il canto a tenore, dagli anziani, anche mio padre li ha ascoltati, li ha musicati tanti anni fa, mi hanno sempre detto non è prevalentemente o in primis saper cantare, avere belle voci, ma è una mentalità. Cioè una mentalità che si ripercuote in un insieme di cose legate al canto e quindi diventa un fatto sociale. Perché? Perché questi canti venivano svolti nelle feste, c'erano addirittura delle sorte di gare tra cantori, no? Perché non valeva, un po' come quello che succede oggi ancora a Sant'Exurgio, ad Rosé, dove c'è proprio una sorta di scuola all'interno dei paesi su questo. E poi aveva un grande peso il fatto di appartenere alla confraternita e quindi poter esprimere queste voci nell'ambito confraternale. Ci tengo a dire appunto questo nell'ambito confraternale perché è una delle particolarità del progetto nostro di cantori a concorio di Sassari. Abbiamo costruito le voci secondo le tecniche del concordo tipico logudorese e quindi anche il nome concordo, come ci dice Pietro Sasso, deriva da questi aspetti del logudorese. Le abbiamo costruite, le abbiamo intrecciate tra loro secondo anche tecniche di contrappunto. È molto interessante il fatto che la contra, come spesso succede anche a Brusemi, il canto al concordo. Sì, mi fanno un cenno. Antonio, prego. Anche lì si vede che appunto la contra è una delle voci molto importanti che deve permettere questa sorta di continuità tra le voci e soprattutto perché il testo da cantare deve esprimersi secondo un certo senso. Ecco che per esempio nel progetto che stiamo portando avanti noi che cosa facciamo? Abbiamo 3 dei 4, oltre a me, la Bozzi, abbiamo come dicevo prima Catero Piras di Sassari anche lui, la contra, poi abbiamo Pasquale Prodi, basso di Sassari, poi abbiamo Manuel Merella, la mezza Bozzi, che è di Porto Torres. Questo perché? Perché partiamo da un discorso identitario di Sassari per spostarci, secondo sempre le intenzioni di ricerca che Pietro Sasso ci ha lasciato, a quell'area della Luna che porta sino a Porto Torres, perché anche a Porto Torres si cantava a concordo. Quindi il progetto si apre a questo, cercando quindi di poter poi, attraverso queste particolarità vocali, costruire quei brani che oggi purtroppo non ci sono più, o che magari non ci sono mai stati, e quindi anche pensare a Martino Tolentano, secondo anche il fatto che comunque Martino Tolentano sono legati dal punto di vista storico anche al Sassari. E questo anche perché, ripeto, nelle processioni o comunque nella continuità della Sassari di Porto Torres,
di Dremi. Abbiamo già in programma un rapporto di collaborazione con il Gremio degli Ortolani che saluto subito stasera, e quindi il 29 luglio vi invito tutti dal Gremio degli Ortolani in Piazza Santa Caterina, e noi animeremo con i brani, altri brani, quindi continuiamo con la Mesarina, la Fiugnana, probabilmente anche cercheremo di fare, anche se siamo diciamo così in un ambito profondo, di far sentire qualcosina anche di sacro, quindi ci sarà un po' di miseria particolare, parte dal basso, si appoggia la contra e fa un contrappunto alla voce intonante per poi chiudere le strofe con la mezza voce. Ci tengo a dire che la nostra chiesa di riferimento a Sassari e Santa Apollinare, con un accordo appunto con Don Sata, che stasera non è qui, ovviamente sta celebrando messa, e c'è nel programma Don Sata di costituire un aspetto confraternale attraverso, e quindi ovviamente di riferimento al crocifisso miracoloso che è a Santa Apollinare, che tutti conoscete. Quindi il senso di cantare a concordo è fortemente identitario. Non si può cantare a concordo se non c'è un aspetto identitario che ti lega a quel qualcosa che devi cantare, che devi interpretare. Nell'aspetto, come avete sentito soprattutto in Santa Manzia, no? Che abbiamo fatto poco fa, c'è anche questa forma di goliardia che richiama anche l'aspetto delle cuore, questa continuità tra i cantori a concordo, che erano anche dei cantori a cupola, no? Erano dei personaggi che poi si aggiravano in quei periodi in cui le cupole finivano appunto intonate o comunque dette. E un altro brano relativo a questo si può trovare sia per le cupole ma anche nel canto a quattro voci di Tre Re, e noi stiamo già lavorando su questo, stasera non lo faremo ascoltare, perdone invece. E quindi dicevo appunto ritornare a questa parte identitaria per ricostruire che cosa la parte linguistica, che in alcuni passaggi è molto difficile, molto particolare, forse sono alcuni vocaboli che oggi magari non suonano allo stesso modo per chi non parla così bene il sassarese come sono i cantori degli anni 60, e appunto poi determinare anche un percorso processuale con i canti di concordo impostati secondo quelle dinamiche che abbiamo svolto nel laboratorio, che il dottor Luio ci ha permesso il 21 maggio scorso di poter far ascoltare qui nelle sale del museo e nella Pinacoteca Museo, e abbiamo anche spiegato le particolarità vocali che abbiamo intrapreso nel percorso di laboratorio. E credo che possiamo fare. Ci saranno altre occasioni. È stato bravissimo, ringrazio. Spero sia piaciuto a riascoltare quelle melodie un po'. Abbiamo cercato di fare qualcosa molto vicino agli anziani, poi gli addetti ai lavori. È stato molto interessante, perché secondo me anche gradevole da sentire, perché le voci erano secondo me intonate. Quindi c'è ancora da lavorare, però da pochi mesi siamo. E il mio personale, se mi posso permettere, ringraziamento per questo sogno che si è, credo, realizzato, quello che accompagna da tanti anni, e che è anche la memoria di mio padre, che era questo, nel senso di non perdere le tradizioni, ritornare a come ti cantava di Lasine, no? E un ringraziamento ai miei compagni di viaggio, quindi a Manuel Manella,